Sesta corsa, è la quinta manche di questa prima semifinale del Tommaso Grassi World 2025. Si decide qui il destino dei 10 driver, con Mario Minopoli e Alessio Di Chiara che non corrono e pertanto non hanno speranze di arrivare in finale. Al comando della classifica provvisoria c'è René Legati con 20 punti, secondo Andrea Farolfi con 12. La macchina in movimento. All'1 Buongallo Wise L, Francesco Facci, 2 Africa Jet, Andrea Farolfi, 3 Brest dei Greppi, Edoardo Baldi, 4 Elva Jet, Maurizio Cheli, 6 Amazing Justice, Gennaro Mitrano, 7 Cuba del Duomo, René Legati, 8 Battosto, Vincenzo Luongo, 9 Crown Stecca, Antonio Greppi. Macchina che, raccolti i partecipanti, inizia ad accelerare, favorita Africa Jet. Partito. È velocissima Elva Jet che va al comando nei confronti di Africa Jet. Brest dei Greppi tra i cavalli. Sbaglia Africa Jet. Numero Brest dei Greppi 2, che prova ad Africa andare a sfilare Jet su squalificato. Elva Jet. Amazing Justice al largo. In corda Buongallo Wise L. Insiste Brest dei Greppi che passa su Elva Jet 214,6. Brest dei Greppi al comando, Elva Jet seconda sotto, di fuori scoperto c'è Amazing Justice, seconda pariglia per Batost che precede Cuba del Duomo, corda Buongallo Wise L, alla retroguardia Crown Stecca. 29,4 i primi 400 metri, con Brest dei Greppi che ora riduce sensibilmente il ritmo al comando. Elva Jet nella sua scia, Amazing Justice che accompagna allo scoperto 600 metri in 45,9. Si viene sotto alle tribune con Edoardo Baldi e Brest dei Greppi al comando, di fuori Gennaro Mitrano con Amazing Justice, in corda Maurizio Cheli con Elva Jet, in pariglia Vincenzo Luongo e Battost, alla corda Buongallo Waiselle e Francesco Facci, poi Cuba del Duomo in terza pariglia con René Legati, alla retroguardia Crown Stecca e Antonio Greppi. 31,5 il secondo quarto, Amazing Justice ora in progressione va a premere su Brest dei Greppi che si difende al comando, pariglia sempre Batost avanti a Cuba del Duomo, chilometro in 1,15,7, Brest dei Greppi in vantaggio, Amazing Justice di fuori, Batost che inizia a mettere il naso in terza ruota, scatta Batost inseguito da Cuba del Duomo a 400 dal palo, Batost scavalca Amazing Justice e si porta su Brest dei Greppi, lo attacca e lo sopravanza a metà dell'ultima curva, insiste Batost che è passato nei confronti di Brest dei Greppi, prova a unirsi alla lotta Cuba del Duomo, la retta d'arriva per Batost che è in vantaggio, inseguito da Cuba del Duomo, si libera Elva Jet di dentro Buongallo Wise, è in vantaggio Batost, arriva Elva Jet di dentro Buongallo, al largo Cuba, di dentro Buongallo Wise L, brucia Batost, poi Elva Jet, 1,14,3, Buongallo Wise L, ad alta quota Francesco Facci per il training di Edoardo Bacalini, i colori di Alberto Traini trovano l'open stretch e lo benedicono, viene a vincere con una lunghezza di margine alla fine Buongallo Wise L, Batost fa suo il secondo avanti ad Elva Jet, poi Cuba del Duomo quarta, cala Brest dei Greppi quinto. Successo è tutto per Buongallo Wise L e Francesco Facci che si impongono in questa sesta corsa dal Savio di Cesena, salvo errori, omissioni, interventi della giuria. Il primo finalista del Tommaso Grassi Award 2025 però è René Legati.